E qui passiamo a altri personaggi, per esempio Sos Murronarzos di Olzai, anch'esse maschere carnevalesche. Hanno una pelle di cinghiale, compresa la testa, che gli copre quasi tutto il cranio. Perché questi Murronarzos? E qua ci avviciniamo al maiale, che era l'effigie del dio della natura. Nell'alta antichità è da supporre che era il cinghiale l'animale con cui la gente si mascherava nel carnevale. Murronarzos viene da murru, che è il muso del cinghiale o del porco, come sappiamo, e letteralmente dall'accadico murrum, uno che scopre, che scoperchia, perché sappiamo che appunto il cinghiale e il maiale, quando piove, ecco, quando cade il seme sacro di Dio, vanno ad arare per rendere fertile la terra. Questi sono Sos Murronarzos carnevaleschi. Allora andiamo al porcu, al maiale. Porcu, intanto dobbiamo dire che è il cognome più espanso in Sardegna. Almeno 1/10 dei cognomi sono porcu. In realtà in sumerico burku significa aratro fertilizzante, perché appunto col suo muso ara la terra, capovolgendo le zolle, fertilizzandole in quel modo. Porceddu, porcedda, porcella, porcellu, porcelli, porchedda, porcheddu, porqueddu. Questi cosiddetti diminutivi non sono in realtà diminutivi, di questi cognomi è piena la Sardegna, significa letteralmente sacro aratro fertilizzante. Come vedete, tutti questi cognomi indicarono anticamente l'effigie del dio della natura che andava a fertilizzare i campi. I cinghiali antichi ce l'avevano ancora più fino al muso, erano adattissimi a grufolare. Da qui fu inventato appunto l'aratro, nacque l'agricoltura neolitica e perciò la civiltà che poi viene rappresentata in tutte le statue, i dipinti, le statuette steatopigiche.